30 anni fa, il 20 ottobre 1994, a Venezia è nato il primo centro antiviolenza pubblico in Italia. Il capoluogo veneto ha fatto da apripista, divenendo il modello che il paese avrebbe seguito. E proprio per celebrare i 3 decenni di attività del centro è stata installata nel parco di Villa Franchina a Mestre un'opera speciale, una via ideale che indica la direzione ancora troppo necessaria e urgente da seguire. Via dalla violenza sempre. È complicato pensare di realizzare opere su temi così sensibili e spesso non ci si sente nemmeno troppo all'altezza di farlo, però è un impegno che ho deciso di accettare, un invito a riconoscere la violenza e a fuggire dalla violenza e a denunciare. Il primo passo fondamentale per uscire da situazioni che in troppi casi si sono trasformate in tragedia. Vogliamo dire alle nostre donne che dalla violenza si può uscire, che non devono sentirsi sole e che ai primi segnali devono andare via da questi uomini violenti e che le rendono la vita infernale. È un messaggio che noi vogliamo che arrivi a tutte le donne di questo territorio, a tutte le donne del mondo. La violenza è una piaga terribile e ricominciamo dai nostri giovani attraverso l'educazione al rispetto, l'educazione all'affettività, affinché famiglie, scuole, istituzioni e società civile uniscano le forze e si ponga fine a questa piaga. Il centro antiviolenza ha aperto negli anni altri 2 sportelli territoriali a Lido e a Cannareggio per essere più vicino alle donne in ogni parte della città, oltre a 3 case rifugio. Non solo. Abbiamo sviluppato moltissimo anche altre aree di intervento, per esempio le sensibilizzazioni all'interno delle scuole. Nel 2023 siamo entrati in contatto con 1441 ragazze e ragazzi, studenti delle scuole superiori, soprattutto delle terze, delle quarte e delle quinte.